Ci siamo? Presidente Serracchiani, dopo l'accordo quadro firmato a febbraio, ora un protocollo d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana che riqualifica il trasporto ferroviario in Friuli Venezia Giulia. Sì, è un accordo importante, diciamo una seconda fase di quell'accordo quadro, altre ne verranno, in particolare qui ci occupiamo degli impianti tecnologici, ci occupiamo della migliore accessibilità ai treni e quindi anche dei lavori che riguardano ad esempio l'altezza dei marciapiedi, dall'altra parte facciamo degli interventi strutturali che si attendevano da tempo immemorabile, penso al fatto che finalmente l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia avrà la stazione ferroviaria e quindi il polo intermodale e poi un investimento importante appunto sulla intermodalità, cioè sulla possibilità di creare connessioni fra i diversi mezzi di trasporto. Ecco Presidente, c'è un preciso cronoprogramma, quindi sono indicati i tempi, i risultati attesi, gli interventi previsti naturalmente e ci sono già importanti risorse finanziarie a disposizione. Sì, stiamo parlando di oltre 400 milioni di euro complessivamente, naturalmente sono però da considerarsi come diverse fasi di progetti vari, tra cui metto anche la velocizzazione della Venezia-Trieste, il superamento dei passaggi a livello, insomma abbiamo un punto che possiamo dire di partenza molto importante non solo nei rapporti con Rete Ferroviaria Italiana ma proprio per il miglioramento delle infrastrutture del nord-est e in particolare del Friuli Venezia Giulia. Lei ha parlato dell'aeroporto che finalmente nel 2018, secondo questo cronoprogramma, avrà la stazione ferroviaria. Sì, iniziano i lavori del polo intermodale, quindi avremo la possibilità di una fermata ferroviaria anche in aeroporto. Credo che sarà un modo importante per rilanciare l'aeroporto che già sta facendo importanti lavori. È un accordo che conferma l'impegno che Rete Ferroviaria Italiana ha nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, una regione importantissima, regione di confine, attraversata dal corridoio europeo del Baltico e quindi credo che insieme al porto, quindi il traffico delle merci, è molto importante anche il traffico passeggeri. In questo accordo noi prevediamo investimenti per 2 miliardi e 600 milioni, il potenziamento della relazione con Venezia è un progetto molto importante che vale 1 miliardo e 800 milioni e poi il ripristino per gradi della Sacile Gemona e poi tanti interventi nelle stazioni, alzamento dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche, quindi un intervento a tutto campo nella regione per far sì che in quel territorio il servizio ferroviario sia apprezzato più di quanto non lo sia oggi, che comunque è molto già apprezzato.